Bentrovate ai nostri telespettatori, siamo negli studi di Televideo Agrigento per una trasmissione dedicata oggi al lavoro. È una trasmissione nell'ambito di una iniziativa editoriale del gruppo Deni che verrà, diciamo, più formata nelle prossime settimane. Insieme a me, nello studio di Televideo Agrigento, abbiamo Manlio Cardella, presidente provinciale dell'Unione Nazionale Consumatori. Alla mia destra Cesare Sciabarrà, già direttore di Canicatti Web, e poi Totò Petrotto, 13 anni sindaco di Racalmuta e quindi ha accumulato una esperienza amministrativa anche sul lavoro, evidentemente. Io vorrei iniziare sempre con una domanda di posizionamento. Caro Manlio, noi abbiamo un dettato costituzionale al primo punto che dice l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Un dettato che vorrei chiosare ancora una volta è stato più volte tradito insieme a quell'altro dettato costituzionale che dice ripudiare la guerra. La tua opinione sotto questo aspetto? Ma più che un'opinione vi è la consapevolezza, a mio avviso, della comprensione che in questo momento deve portarci ad approfondire il tema che riguarda soprattutto il lavoro. Lavoro inteso nella sua accezione più ampia diventa la parola stessa diventa il contenitore di tutta una serie di variabili che sono le componenti essenziali del lavoro, il sistema delle imprese, il sistema dei lavoratori, l'associazionismo in particolar modo, che ricordiamo ha avuto una parte importante nel nostro Paese, la capacità di aggregare interessi collettivi che si confrontano gli uni con gli altri per, sempre nel campo del lavoro, trovare ad esempio accordi importanti come la contrattazione collettiva che ha caratterizzato settori importanti della nostra economia, il settore delle costruzioni, il settore dell'artigianato, del commercio, del turismo, del terziario, cioè tutti i settori che ciascuno per le proprie competenze vivono oggi crisi, credo una crisi senza precedenti. E quando parlo di associazionismo parlo proprio di coloro i quali, nella qualità di associazioni, sono state nel tempo chiamate a rappresentare interessi di milioni di persone, ma soprattutto interessi. Se poi vogliamo citare alcune importanti criticità, gli interessi della famiglia, di milioni di famiglie, di milioni di cittadini, che poi sono cittadini lavoratori, cittadini pensionati, cittadini utenti, cittadini consumatori, e da questo lato. Dall'altro lato ci sono milioni di piccole e medie imprese, di tutti i settori che ho citato poc'anzi, che oggi vivono una crisi senza precedenti. Mi sorge ogni tanto il pensiero, mi va una famosa frase a proposito di Unione Europea, e quindi a questo riferimento tutte le problematiche vanno di pari passo, tutte le problematiche che riguardano l'euro, il costo della vita, il cambiamento che sostanzialmente dalla lira all'euro ha comportato per l'intero nostro Paese. C'era stato presentato, non dimentichiamolo, allora da Prodi come un momento importante: lavoreremo di meno e guadagneremo di più. Cioè, oggi certamente, se questa domanda la ponessimo a milioni di famiglie, a milioni di pensionati, avrebbero qualche cosa da dire a questo riguardo. Sicuramente un disagio diffuso determinato anche da un aumento del costo della vita vertiginoso.
I miei colleghi certamente con la loro esperienza ti chiederanno, e ce lo chiederemo insieme tutti quanti, di fronte a questa emergenza lavoro, come sono cambiate le parti sociali in Italia? Ecco, forse ci sono dei dettagli che volete chiedere, su questo ambito penso che potremmo intavolare una buona discussione. No, io vorrei trattare il lavoro partendo, come dire, dal lessico, nel senso che la trasformazione che c'è stata negli ultimi tempi, negli ultimi anni, fa sì che l'80% dei lavori che faranno i quindicenni di adesso deve essere ancora inventato. Questo è un dato di fatto, cioè la trasformazione, la cosiddetta, per dirla in maniera volgare, globalizzazione in qualche modo ha fatto sì che tanti lavori si estinguessero a appannaggio e a favore di lavori che nel frattempo sono stati inventati, perché le tecnologie hanno bisogno di manodopera, virgolettato, diversa, di materiale umano diverso, di capitale umano diverso, di conoscenze diverse. Quindi il cambiamento non è solo strutturale, ma è anche, partendo dal lessico, partendo proprio dalla definizione di lavoro. Oggi buona parte dei nostri ragazzi fanno un percorso lavorativo che in qualche modo, diciamo, prima lo chiamavamo volgarmente la gavetta, oggi si chiama lavoro interinale, si chiama smart working, si chiama, no, sono tutta una serie di lavori come dire, proposti dalle multinazionali. Ecco, adesso vengo, diciamo, un po' al tema che potrebbe in qualche modo approfondire Manlio, a proposito delle contrattazioni, a proposito della figura del sindacato. Oggi gli interlocutori non sono più, come dire, i capitani di industria di una volta oppure i titolari di piccole e medie aziende, oggi sono le multinazionali, quindi è un interlocutore sicuramente molto più difficile con il quale poter interagire, c'è una prova di giocoforza che sicuramente è sbilanciata. I sindacati, il sindacato, diciamo, dal tuo punto di vista, come dire, di navigato sindacalista, non mi permetterei di dire vecchio anche, perché sì, non sarebbe il termine giusto, di navigato sindacalista, hai percepito questo, diciamo, questo rapporto cambiato con quelli che sono i nuovi profili dei datori di lavoro che oggi si propongono sul mercato? Ne dico un paio su tutti: potrebbe essere Amazon, potrebbe essere Netflix, potrebbero essere tante altre multinazionali che in qualche modo impiegano i nostri ragazzi, a volte anche come dire, mettendoli sotto pressione e come dire, riconoscendo, credo, loro anche pochi diritti che prima i sindacati erano pronti ad affrontare con il piccolo imprenditore piuttosto che con il capitano d'industria. Allora, ci sono, diciamo che questa analisi riguarda un aspetto del mondo del lavoro, perché lo colleghiamo a un modello globalizzato del mondo del lavoro. Se parliamo ad esempio di Amazon, no? Amazon è una multinazionale che oramai ha messo piede dovunque proprio per questa capacità di riuscire a fare consegne immediate di richieste di qualsiasi genere, che non possiede, tra l'altro. Che non possiede, chiaramente. Il paradosso è questo. Però, allora, per questo modello di attività commerciali, che poi diventano anche, al loro interno, hanno anche aspetti che riguardano poi il modello di lavoro che si danno queste aziende al proprio interno. E questo modello di aziende, le multinazionali, diciamo, non amano il modello sindacale che difende interessi di migliaia di lavoratori che sono costretti, per ragioni ovviamente di concorrenza, se vogliamo, che sono costretti a lavorare in condizioni non del tutto ottimali. Mi riferisco anche a questioni molto delicate come la sicurezza sul lavoro. E per sicurezza sul lavoro intendo che se tu sei sottoposto a turni e orari impossibili, evidentemente questo incide positivamente per quanto riguarda la produttività e l'utile della multinazionale,
ma incide pesantemente sullo stato psicofisico dei lavoratori dipendenti, costretti nemmeno a non potersi nemmeno lamentare, cioè organizzare il sindacato all'interno di queste aziende non è una cosa semplice, non è una cosa facile. Poi, attenzione, il vero problema è all'interno, poi riconduciamo tutto, qualsiasi sia il modello produttivo deve avere a tutela una contrattazione collettiva. E allora è la contrattazione collettiva che corre ai ripari di quelle che sono le criticità che quel tipo di attività produttiva comporta. Se non vi è contrattazione, il lavoratore è solo rispetto ai suoi bisogni di lavorare e di guadagnare, e quindi di assicurare a sua volta, è così che assicura a sua volta elementi che sono la produttività, il guadagno, l'utile, determinato anche diciamo, dai ritmi elevati che ha la produzione e la vendita. Per il sindacato non è molto facile riuscire a difendere i lavoratori in tutti gli aspetti che riguardano alcune tipologie di lavoro, però si sta muovendo e si sta adeguando anche il sindacato, perché ne è costretto, vista la dimensione che ha in termini numerici. Il numero sono migliaia e migliaia i lavoratori impegnati in determinati modelli di attività così tanto innovativi e diffusi. Le attività tradizionali, invece, l'industria, la metalmeccanica, l'edilizia, il settore delle costruzioni, l'agricoltura, il turismo, il terziario, questi settori hanno invece un loro organizzato modello, un modello di contrattazione che è aziendale, integrativa, territoriale, regionale e nazionale. È proprio questo modello che alla fine consente comunque in ogni caso di assicurare e garantire i lavoratori sotto ogni profilo, sotto il profilo economico, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, sotto il profilo anche delle garanzie che sono determinate anche dalla contrattazione integrativa aziendale, proprio è all'interno dell'azienda che nasce il primo livello di tutela, e per il resto poi sono i contratti che assolvono alla stragrande maggioranza delle esigenze. Una cosa vorrei dire, la differenza la fa anche la formazione. È sulla formazione che bisogna qualsiasi azienda oggi ha bisogno di investire in formazione per assicurare livelli di qualità della produzione, ma non solo, assicurare anche livelli di sicurezza. La sicurezza sul lavoro oggi è un argomento essenziale, purtroppo, e sono molto frequenti gli infortuni mortali sul lavoro. Sempre si dice non dobbiamo correre ai ripari, bisogna aumentare i livelli di prevenzione, formazione e quant'altro, però la gente continua a morire in alcuni settori produttivi, e questo significa che vi sono ancora criticità che non sono state superate. La sicurezza sul lavoro comporta, e questo è un aspetto non secondario, comporta anche necessita di un sistema di controlli da un lato sul territorio in cui operano tutte le aziende, di tutti i settori, specialmente però quei settori portanti che registrano livelli elevati di infortuni anche mortali. Io volevo fare una riflessione rispetto a un episodio che tutti abbiamo ben presente nelle nostre menti, a quando Luigi Di Maio si è affacciato al balcone di Palazzo Chigi dicendo: abbiamo sconfitto la povertà. In quel momento forse si è ingenerata un po' di confusione, perché sappiamo benissimo che con il reddito di cittadinanza si voleva, diciamo, risolvere il problema non solo della mancanza di lavoro, ma anche dell'assistenza, e si è confuso lavoro e assistenza. Tu che ne pensi di questa confusione che poi ha portato, diciamo, ai recenti provvedimenti, quale quello del reddito di inclusione, che è un cambiamento che c'è stato recentemente rispetto al reddito di cittadinanza, e al fatto che per esempio è stata trascurata la formazione, non possiamo non pensare ai famosi navigator che dovevano servire, diciamo, anche
a indirizzare i disoccupati nel mondo del lavoro, a cercare un lavoro. Insomma, questo, che ne pensi? Di quello, è stata, diciamo, un'occasione persa forse anche questa, di poter indirizzare l'attenzione verso qualcosa di più serio? Beh, sicuramente, perché i navigator, che erano i soggetti preposti territorialmente al controllo, mi viene da pensare che una volta, qualche anno addietro, quando i navigator erano stati, vi era anche un elenco di navigator ben preciso. I navigator erano gli interfaccia dei direttori degli uffici provinciali del lavoro. Io qualche volta mi ero trovato a recarmi all'ufficio provinciale del lavoro e il direttore di allora mi diceva che aveva sostanzialmente difficoltà a rintracciare i navigator per avere il polso della situazione. E c'era una lamentela diffusa, cioè si fece di quella parola navigator, si costruì attorno a quella parola una fantasiosa come dire, rivoluzione nel mondo del lavoro, e poi si rivelò un bluff sostanzialmente. Era determinato anche da un modello di politica che non aveva compreso bene le dinamiche del mondo del lavoro. Il mondo del lavoro è cosa invece che in ogni caso credo sia sempre all'attenzione anche del sindacato per quanto riguarda la produttività. E poi vi è anche l'associazionismo che riguarda ad esempio utenti e consumatori, che rappresentano interessi nel caso specifico della famiglia italiana, che è un contenitore di consumatori, se vogliamo, dal neonato alla persona anziana, al pensionato. Cioè il modello di rappresentanza degli interessi che sono quelli del lavoro da parte dei sindacati e quelli della famiglia, del consumatore e dell'utente, che sono tipiche delle associazioni dei consumatori, necessitano invece di essere maggiormente supportate queste azioni, cosa che oggi registra notevoli difficoltà. E le difficoltà dove stanno? Stanno che è venuto meno il valore della rappresentanza di interessi collettivi, perché l'associazionismo è questo, è un modello di rappresentanza di interessi collettivi, vale per i datori di lavoro, di qualunque settore, vale anche per il cittadino, per la famiglia, per l'utente. Vi è una crisi perché vogliamo parlare stavamo parlando di utenti e consumatori. Acqua, chi li rappresenta? Chi rappresenta l'utente che riceve la bolletta dell'acqua, così come riceve quella dell'Enel, quella della telefonia, quella del gas? Sono le associazioni dei consumatori nel caso specifico. Eppure quando vi sono situazioni come quelle che abbiamo registrato e stiamo registrando di carenza su base regionale, si può dire, poi vi sono criticità maggiori in alcune province, compreso la nostra, però la politica che governa gli enti preposti, nel caso specifico gli enti che gestiscono i servizi di pubblica utilità, vale per i rifiuti come vale per il sistema idrico, come vale per i trasporti. Lì ad esempio nel caso specifico non vi è la consapevolezza da parte di chi governa questi settori che a rappresentare gli interessi degli utenti sono le associazioni dei consumatori e non l'associazionismo in genere. Certe volte abbiamo gruppi di cittadini che si organizzano e si definiscono con determinati slogan, no? Come dire, si mettono insieme per avere più voce in capitolo. No, ti devi rivolgere alle associazioni degli utenti e dei consumatori. Perché? Perché sono interfaccia che per legge gestiscono il proprio rapporto fondamentale per la tutela degli stessi con il Ministero dello Sviluppo Economico e per la precisione con ARERA. Quindi se c'è un problema per l'acqua, se c'è un problema per i rifiuti,
tu devi rivolgerti alle associazioni degli utenti, tu che governi quel settore. E la strada più breve invece è evitare il rapporto con la rappresentanza di interessi collettivi e averlo direttamente col cittadino. Questo indebolisce il cittadino, non arreca pensiero a chi governa invece questi settori, perché è un conto che tu ti rappresenti con le associazioni di categoria, alle quali, se non va bene questo dialogo, l'associazione utilizza gli strumenti di legge per far valere diritti. Senti, prima di scendere nel settore agrigentino, dell'emergenza lavoro, nel settore agrigentino, io maliziosamente vorrei ricordare l'importanza dei sindacalisti della CISL. Ricordiamo che un sindacalista della CISL è stato incamerato dal governo Meloni per interessarsi del Sud. Nelle ultime elezioni il Partito Democratico addirittura ha fatto eleggere l'ex presidente nazionale della CISL, la Furlan. Dico, ma come mai insomma, questa expertise così chiamata, così desiderata? Ma fatto salvo qualche caso, maliziosamente, qualche caso abbastanza criticabile come quelli che tu hai citato, fortunatamente il sindacato italiano regge complessivamente l'urto del cambiamento. Al meglio non c'è mai fine, attenzione, però anche perché vedi, al peggio, anche perché vedi, togliere la cittadinanza, il reddito di cittadinanza e mettere un sindacalista della CISL per il Sud mi sembra anche una sorta di ironica contraddizione. Per esprimere un pensiero compiuto lì c'entra l'individualità della singola persona, quindi che nei fatti sceglie di fare una cosa giusta e che un'altra dopo averne fatto per 20 anni quella cosa. Ed è un problema di coscienza, perché il sindacato svolge una funzione primaria che è quella di rappresentare gli interessi dei soggetti più deboli che sono i lavoratori. C'è una trasformazione che va controllata, che va meglio regolamentata. L'urto del cambiamento viene determinato anche da politiche sul lavoro, sull'occupazione che stanno rallentandosi, perché i livelli di disoccupazione anche nella nostra regione sono aumentati, che se ne voglia dire. Aumentano i livelli della disoccupazione, aumentano le conflittualità, questo lo testimoniano anche i dati di una vertenzialità molto diffusa, però al di là di... E anche aumentano i morti sul lavoro. Aumentano le morti sul lavoro e lì ci sarebbe da aprire più di una discussione a puntate, se vogliamo. Chiudiamo, ecco, dicevo, torniamo dai nostri paraggi. Ecco, i settori agrigentini maggiormente in crisi sul lavoro, perché se vogliamo ricordare le ultime opere edilizie che si sono fatte, bisogna andare ai tempi della Prima Repubblica, perché la visione politica che il dopo ci ha offerto mi pare assolutamente carente. Ci sono politici incompetenti, distratti, perdono fonti per la rete idrica, insomma c'è tutto un coacervo di responsabilità che anche con i miei colleghi vorrei che parlassimo anche di questo. Indubbiamente sì, cioè qui c'entrano temi importanti come la cultura, la competenza in primo luogo. Il lavoro da noi nella provincia di Agrigento è stato sempre una criticità. I settori che maggiormente ne risentono non dimentichiamo che negli anni 80, 90 e 2000 noi abbiamo avuto numerose opere pubbliche importanti nella nostra provincia. Allora c'era una classe politica e un modello sindacale in perfetta coerenza che rappresentava fortemente gli interessi dei lavoratori, e non dimentichiamo, noi abbiamo credo 4 dighe nella provincia di Agrigento e ci manca l'acqua, quindi
le canalizzazioni erano strettamente collegate alla realizzazione di quelle dighe. Per il numero di dighe che noi abbiamo in provincia non dovremmo addirittura, avremmo dovuto aiutare noi altre province con il numero delle dighe, la diga sul fiume Naro, la diga sul Gibesi, la diga di Bivona, cioè contenitori che hanno assolto in primo luogo a quell'esigenza di potenziare in termini occupazionali il settore delle costruzioni. Non dimentichiamo che il maggior settore in crisi, sì, evidentemente. Certamente. I dati della Cassetile di quel periodo erano dati elevatissimi, che registrava il numero delle imprese, il numero di lavoratori impegnati in grandi opere pubbliche, Però lì quel periodo secondo me ha rappresentato una fase di totale convergenza tra gli interessi dell'impresa, delle imprese e delle associazioni di categoria e gli interessi delle organizzazioni sindacali che rappresentavano lavoratori e disoccupati. Il livello di disoccupazione per tantissimi anni non ha raggiunto criticità come quelle di oggi. Perché? Perché comunque c'era una politica che sapeva rappresentare esattamente i fabbisogni del cittadino della nostra provincia e lo rappresentava assicurando una dignitosa capacità di spesa determinata anche dalle condizioni favorevoli, assolutamente favorevoli di lavoro. E l'associazionismo di categoria era una parte importante, perché rappresentava un'interfaccia non per niente secondario, anzi era molto utile, perché la politica di allora, molto più competente di quella attuale, su questo non c'è dubbio, utilizzava l'associazionismo di categoria per un confronto preventivo rispetto alle scelte che naturalmente andavano meglio fatte nell'interesse della collettività. Oggi credo che questi elementi di cui stiamo parlando sono assolutamente asfittici, ridotti ai minimi termini, e questo lo si vede dal fatto che abbiamo una perdita di posti di lavoro, abbiamo un costo della vita fuori controllo, perché anche la capacità di spesa della famiglia è ridotta a zero, salari e pensioni oggi si vanno a fare benedire rispetto a come sta aumentando notevolmente il costo del lavoro, e questo è un elemento di forte criticità, destinato a diventare ancora più forte. Io voglio portare l'argomento sulla carneria della nostra provincia, così vediamo se proviamo un po' di bruciore. E lo voglio portare partendo da un presupposto, come le associazioni di categoria, ad esempio, non abbiano reagito dinanzi alla vergognosa gestione di Agrigento Capitale della Cultura. E voglio fare una riflessione prima di arrivare alla domanda. E la riflessione è questa: noi ci siamo persi un treno, lo abbiamo inseguito, abbiamo gridato che si fermasse, eccetera, eccetera, ma abbiamo perso un treno. Credo sarai d'accordo con me, perché la debacle è oggettiva di questa opportunità che ci siamo lasciati sfuggire, anzi non ci siamo lasciati sfuggire, alcuni non se la sono fatta sfuggire affatto, dilapidando una quantità di denaro senza che si capisca bene che fine abbia fatto e quali finalità abbia in qualche modo concretizzato. E a proposito di lavoro, non è un concetto scollato dalla mancanza di lavoro di una provincia che oggi si ritrova ad essere, tra le più in difficoltà per quanto riguarda l'aspetto occupazionale, perché Capitale della Cultura avrebbe potuto creare, quella spinta, no? Che ci avrebbe consentito di mettere la seconda e mettere la macchina in moto per poter in qualche modo guardare nei prossimi anni con un po' più di fiducia. La cosa che più mi ha impressionato in tutto questo, caro Maglio, è che non c'è stata la reazione da parte di nessuno. E faccio un esempio concreto: i dati statistici
dicono che quest'anno addirittura la presenza turistica è stata inferiore a quella dell'anno scorso e inferiore a quella di 2 anni fa, quando non c'era ancora capitale della cultura. Non ti sarà difficile immaginare quanta gente si è organizzata, investito in ristrutturazioni, no, in strutture di accoglienza, eccetera, perché questo orizzonte, cioè di questa promessa di un flusso turistico che sarebbe aumentato quasi a dismisura, che avrebbe coinvolto anche tutti i paesi limitrofi, non c'è stato. Il silenzio assordante della politica prima, ma anche della politica degli altri paesi, perché questa cosa ha, come dire, non solo colpito la città di Agrigento, ma ha colpito Porto Empedocle, ha colpito Real Monte, ha colpito Siculiana, ha colpito Canicattì, Racalmuto, perché un evento di questo genere, quando si mette a terra e si concretizza, diciamo, l'effetto domino raggiunge anche quelli che sono i paesi più estremi della provincia stessa, è naturale. La cosa che più mi impressiona è un silenzio e un'indifferenza da parte intanto delle categorie stesse, cioè in una provincia normale gli albergatori, i ristoratori, i proprietari di bed and breakfast, di strutture recettive, eccetera, eccetera, sarebbero dovuti scendere in piazza non con i bidoni, ma voglio dire no, con altro, e dire: ma ci volete spiegare che cos'è che state combinando? Ci volete raccontare come state utilizzando questi soldi? Quando la Capitale della Cultura è stata commissariata, io per un attimo ho detto: toh, da questo momento in poi ci spiegheranno che cosa intendono fare. Il silenzio più assoluto. Allora io dico, anche le associazioni di categoria, dinanzi a questa vergognosa, brutta figura mondiale, che ha come conseguenza, come dire, la perdita di posti di lavoro, di strutture che hanno chiuso, di ristoranti che non hanno lavorato, di camerieri che non sono potuti andare a lavorare, di ragazzi che non hanno potuto fare il lavoro stagionale, eccetera, eccetera, non c'è stata nessuna reazione. Perché è una provincia narcotizzata, è una provincia che non riesce a reagire, e credo che la politica che si muove in questa provincia abbia una unicità, cioè di quella della capacità dell'ipnotizzazione delle comunità. Ora io dico, tu mi chiederai: ma questo che c'entra con il lavoro? Questo con il lavoro c'entra, perché perdono occasione. L'altra volta io dicevo, Foligno, che sarà capitale della cultura nel 2027, ha già dato incarico ai propri architetti di preparare i layout per la città. Noi non abbiamo neanche messo i bagni pubblici, abbiamo speso 100.000 euro per 4 spettacoli andati tutti deserti. Ora mi chiedo, perché non c'è? Allora, lo chiedo a Manlio Cardella, come dire, sindacalista che comunque ha visto l'evolversi e il retrocedere di questa provincia. Come ti spieghi questa totale assenza di reazione su più livelli e in maniera trasversale, sia da parte degli operatori a cui brucia il deretano perché, voglio dire, mettono le mani in tasca e quei soldi li bruciano, sia anche, come dire, alle organizzazioni, alle associazioni, a tutto quel mondo, diciamo, che in qualche modo dovrebbe reagire vedendo una classe politica inetta e incapace, sciupona, che ha fatto perdere una delle, credo, delle più grandi occasioni che mai si verificheranno più ad Agrigento. Cesare, scusami, vorrei ricordare che abbiamo gli ultimi 6 minuti Scusami se mi sono dilungato. a nostra disposizione, per cui vorrei chiedere un'ultima domanda in modo che poi rispondi in maniera cumulativa ai miei colleghi. No, al di là di questo ragionamento che faceva Cesare, è chiaro che la propaganda politica va oltre, diciamo, i dati ufficiali spesso. Si dice che noi stiamo crescendo più del nord, del sud, grazie ai fondi del PNRR. Si dice che la disoccupazione in Italia non è mai stata a livelli così bassi, quindi c'è una grandissima offerta di posti di lavoro. È chiaro che sappiamo, come hai detto tu poco fa, che si tratta di lavoro povero, di lavoro, diciamo, mal pagato spesso, insicuro per le cose che hai spiegato tu, ma nello stesso tempo di lavoro spesso precario. Penso per esempio anche alle partite IVA.
cioè le false partite IVA, parlo dei rider per essere chiaro, no? Certo. Che sono costretti ad aprirsi una partita IVA per lavorare, non hanno nessuna tutela. Sono costretti. E sono diciamo, l'ultimo anello della catena. Insomma. Cioè, avevo le multinazionali che fanno concorrenza sleale anche alle nostre reti commerciali, che hanno fatto scomparire i nostri piccoli negozi, non esistono più quelle di quartiere, anche il commercio, le insegne spente, spente e i centri storici abbandonati dalle nostre parti, a partire da Agrigento. Cioè, voglio dire, questo che cosa comporta? Una desertificazione che non è solo economica, ma civile, sociale, perché in effetti non c'è reazione, perché non c'è una coscienza civile che matura, che anzi siamo andati indietro nel tempo. Io dicevo nel corso della precedente trasmissione che siamo nell'era pre-Montesquieu, cioè non esiste più lo Stato di diritto, non esiste l'uomo o la donna solo al comando, magari esiste, diciamo, la gente è sfiduciata perché non crede più nella possibilità di un'alternativa. Poco fa avevo accennato anche al discorso relativo alla sconfitta della povertà dei 5 Stelle, no? Sintetizziamo. Perché per farla breve, lavoro povero, sfruttamento, incapacità di reazione. Qual è la ricetta da questo momento in poi? Qual è secondo te la ricetta per poter superare questo Manlio momento? Cardella, a te la difficoltosa chiusura di questa nostra discussione. Il tema di Capitale della Cultura è un tema che ha diciamo, tradito le aspettative di una larga parte della società agrigentina e del territorio di tutta la provincia, perché comunque doveva rappresentare un'opportunità per l'intera provincia. Siamo arrivati molto tardi, a mio avviso, perché, per fare un esempio, no? uno dei cardini importanti rispetto alle dimensioni di un premio simile è quello, ad esempio, di predisporre servizi essenziali di elevata qualità, a cominciare dai trasporti, e indico l'aeroporto. E indico il completamento degli assi viari che consentono rapidi collegamenti, indico assi viari, compreso anche le ferrovie. Fortunatamente, ma non è del tutto sufficiente, adesso qui riusciamo ad arrivare all'aeroporto in treno e in treno ritornare dall'aeroporto ad Agrigento, ma una città che si candida a capitale della cultura non doveva avere 2 corse solamente in questo senso, perché i flussi turistici dovevano essere così numerosi da collegare l'aeroporto di Punta Raisi con più corse nelle 24 ore, non solo nelle 12 ore. Eppure questo, diciamo, non è stato affrontato il tema di servizi essenziali come quello dei trasporti, cioè adeguare questi servizi, il settore trasporti, a quella eventuale ragionevole previsione di migliaia di persone che dovevano affollare la nostra provincia e la nostra città nel corso di tutta la durata del premio, e così non è stato. Evidentemente chi ne paga le conseguenze? Ne paga le conseguenze l'intera economia della nostra provincia, a cominciare intanto dalla nostra città, che non è riuscita a trarre il maggior utile rispetto alle aspettative che ci si prefiggevano. Oggi il Capitale della Cultura avrebbe dovuto significare un aumento dei livelli di produttività intanto del settore turistico alberghiero, intanto. Poi tutto il resto era a catena a pioggia, cioè noi dovevamo avere un aumento esponenziale non di centinaia, di migliaia di operatori che lavoravano per tutto l'anno all'interno di questo percorso. E di queste migliaia, quando tu identifichi un percorso importante come quello che pensavamo si doveva realizzare, invece cosa resta?
restano delle briciole, resta anche tutto sommato l'amarezza che poteva andare molto ma molto meglio rispetto a come non è andato. Un'ultima cosa, quella che vorrei sottolineare, è che comunque manca il confronto nell'ambito degli interessi collettivi. La politica rappresenta gli interessi degli elettori, le associazioni di categoria, a mio avviso, devono essere messe nelle condizioni di ripristinare ruoli, compiti e funzioni, perché è l'associazione di categoria che sa rappresentare gli interessi degli artigiani, dei commercianti, degli albergatori, cioè tutta quella gente che oggi soffre il mancato utile, e per utile non intendo solo la questione di soldi, il mancato utile che doveva derivare da un premio importante come questo. Probabilmente la lezione ci servirà per qualche altra occasione che potrà essere nel prosieguo, ma io in Capitale della Cultura avrei investito meglio sotto diversi profili, però così sembra non essere stato. Non credi che c'è bisogno di un ricambio a questo punto della classe dirigente? Ma questo lo deve decidere, questa è una ricerca, questo lo deve decidere il cittadino. Questa è una ricerca. I fallimenti sono tu sai quanto è importante il rapporto tra... Al ricambio non intendo dire che per forza bisogna essere dei giovani virgulti, dico gente che magari gente capace. Esperienze capace. Un problema che potremmo affrontare nelle prossime trasmissioni, cioè l'elettorato dovrà cercare i nuovi eredi di questa politica, sperando che non siano simili ai vecchi eredi. Noi ringraziamo i telespettatori, ringrazio Manlio Cardella che è stato un po' l'anima di questa nostra trasmissione, Cesare Sciabarrà, Totò Petrotto. E un'ultima informazione, la nostra trasmissione verrà messa in onda dal canale 268 del digitale terrestre Smart TV e da Rete Chiara, il canale 82 sempre del digitale terrestre. Ringraziamo anche loro che sono molto utili appunto per la nostra comunicazione. Grazie, arrivederci. È andata?